Insediato il nuovo questore di Udine, allora vediamo i contenuti nel prossimo servizio. Manuela De Bernardin Stadoan, dirigente superiore della Polizia di Stato, e da oggi il nuovo questore di Udine. Le sue prime parole. Certamente una provincia complessa, molto grande, va dal confine alla montagna una realtà produttiva importante, a squadre importanti, basket e calcio, al mare, quindi una realtà veramente complessa. Senta, è una frase abusata per quanto riguarda il termine giornalistico, però viene sempre in automatico. I suoi primi 100 giorni? Capire, conoscere questo lavoro così diverso da quello che ho fatto nell'ultimo periodo e conoscere la realtà dell'intera provincia, perché solo conoscendo bene il tessuto sociale, le criticità, le istituzioni, le varie realtà sociali si può decidere con efficacia la linea da seguire. Soprattutto una cosa importante, primo questore donna del capoluogo del Friuli. Sì, bella sfida, anche per questo ringrazio il capo della polizia e i vertici del Dipartimento che hanno avuto fiducia in me, però ritengo che non ci sia differenza da un questore uomo, se non le naturali differenze di genere, insomma, cioè quelle specificità che uomini e donne hanno e che devono sfruttare poi per raggiungere comunque il medesimo risultato, che è quello di lavorare con efficacia. Non resta che dirle buon lavoro. Grazie. Nella mattinata odierna i neocommissari della Polizia di Stato Elda Aulenti e Giuseppe Penso hanno assunto servizio proprio in questura a Pordenone dopo un corso di formazione di 3 mesi che si è concluso venerdì 30 marzo con una cerimonia presieduta dal capo della polizia Franco Gabrielli, nel corso della quale è stata consegnata la sciarpa tricolore. Ai neopromossi commissari della Polizia di Stato già in servizio nella sede Elda Aulenti, dirigente dell'ufficio immigrazione, Giuseppe Penso, vice dirigente dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, il questore della provincia di Pordenone, il dottor Marco Odorisio, ha formulato i migliori auguri per un sempre più proficuo lavoro, mettendo a frutto il bagaglio di esperienza professionale acquisito nel tempo e per affrontare con responsabilità gli incarichi assegnati. Buon lavoro ovviamente anche da parte di tutta la redazione di Tele Pordenone. Do il ben ritrovato anche al dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ben ritrovato. Grazie. Intanto facciamo gli auguri sia ai colleghi rientrati con il nuovo grado e le nuove funzioni e al questore di Udine, la dottoressa De Bernardin. Ecco, qualcuno si è interrogato, un questore donna, no? Questore donna, ormai guardi, tra questori, intanto finisco con gli auguri a un buon lavoro alla dottoressa, che avrà sicuramente una provincia molto grande. Ho avuto piacere e modo di lavorare con lei, insomma ho fatto l'autista lei quando era ancora vicario, e quindi mi auguro che insomma porti avanti come ha sempre fatto il suo lavoro. È la provincia, ripeto, molto grande, però spaventarsi oggi perché abbiamo le donne, questo l'abbiamo ormai da diverso tempo, moltissimi prefetti e moltissimi dirigenti a livello veramente alto, anche all'interno del Ministero, che ricoprono insomma di sesso femminile, quindi direi che ormai non c'è più questa, era un po' come l'ospedale 15-20 anni fa, non c'erano le dottoresse, c'erano le prime dottoresse, poi ci siamo ritrovati che oggi insomma gli studi portano anche le donne a fare il medico, quindi purtroppo lì c'è un cambio generazionale. Da noi nella base rimane sempre invece questo è il grave problema, che non abbiamo un turnover che viene rispettato e si pensa più a fare i generali che a fare i soldati. Io vedo comunque una città, al di là degli episodi che ci possono essere, una città presidiata e comunque sorvegliata. Troppo poco, dice lei? Però i risultati si vedono, basta le operazioni che comunque la polizia termina. Io lo dico sempre, no? La grande professionalità che va avanti è un po' la polizia, è diventato il gruppo di volontari, perché sono sempre quelli gli uomini che sono in campo, cioè riusciamo a fare 2 ore di qua e 2 ore di là
si ricorda quel film dove spostavano i personaggi, i cittadini, per far vedere che c'erano più persone da andare a votare, no? Allora, il problema è questo, ormai siamo veramente all'osso, ridotti all'osso nella questura di Pordenone. Guardate che abbiamo un ammanco notevolissimo e calcoli, perché non si dicono le bugie, no? Allora, nel 2023 a Pordenone, 23-24, a Pordenone possono veramente chiudere, perché 3/4 delle persone che oggi sono presenti a Pordenone, in questura, nel 23-24 massimo rimarranno, sa chi sono, quei 15 che sono arrivati l'anno scorso, e oltre 3/4 di persone andranno via, stanno andando via, ne vanno via 12 adesso, ne sono andati via 27 l'anno scorso, cioè poi non è che va via uno, e allora non senti la mancanza, escono a blocchi e la mancanza si sente. 10-15 al colpo, ovviamente. Certo, ma poi siamo qua che urliamo, c'è chi ci sta dando una mano, sia a livello, ripeto, l'ho detto anche l'altra volta e continuerò a dirlo, ci sta dando una mano in Camera al Parlamento, in Camera qui al Consiglio regionale, benissimo, ma il problema è che non manderanno mai lo stesso numero di persone che se ne stanno andando, e questa è la preoccupazione. Il problema è che i servizi esternamente aumentano, continuano a esserci, e le persone continuano a diminuire, cioè ci sono uffici presidiati da una persona. Perché una volta si diceva, non state negli uffici, andate fuori. Adesso ci sono uffici dove c'è una persona e si diventa, cioè solamente a fare i servizi in una questura come Pordenone, organizzarli con una persona, è impossibile. Senta, io e lei abbiamo affrontato spesse volte la questione legittima difesa. Ora è legge, non ci si può più ovviamente sottrarre. È ancora più preoccupato rispetto a quanto era prima. Sì, si ma ricorda. Ma soprattutto perché? Ce lo spieghi questa preoccupazione? Ma la mia preoccupazione è quella la mia preoccupazione è quella. Qualcuno pensa, addirittura non so se ha detto, anche a rendere l'acquisto delle armi più agevole, ad agevolare. È questo, no? Cioè, se arriviamo, lo vediamo quello che succede in America. Allora, invece di dare al cittadino la possibilità di reagire, per l'amor di Dio, all'interno di una casa, di un'abitazione, di una proprietà privata, va sempre, c'è. Però invece e questo, concludo con questo, invece di dare la possibilità alle persone di difendersi, datela ai poliziotti, perché se guardate, quando in America succede qualcosa, non stanno a pensarci due volte, lei non si ferma all'alto, lei non si ferma a 9 metri, lei non si ferma con la macchina, aprono il fuoco, poteva essere ubriaco, non ubriaco, la ammazzano. Ecco, magari non arriviamo a questi livelli, però né troppo né troppo poco. Ecco, perché attenzione, l'eccessivo, posso dire, è quello, ma non si dà la possibilità agli altri, visto che c'è un organo e ci sono delle persone che chiamiamo forze dell'ordine, che possono e hanno la facoltà di sparare e hanno la professionalità di sparare. E questa è la mia preoccupazione. Ha capito? Non che all'interno della propria abitazione io non posso difendermi, ci mancherebbe altro, però attenzione, non vorrei che si andasse all'eccesso, come ad esempio la vendita di acquisti, di armi. Allora, se io, che sono un appartenente alle forze dell'ordine, non ho la possibilità di avere un'altra pistola perché il prefetto dice già ce ne hai una, non capisco perché uno se ne possa acquistare 10. Con una semplice domanda, poi vagliata veramente. Che lei indossa la divisa e qualcun altro no. Uno potrebbe... È un paradosso. È un paradosso, però io devo fare domanda e chiedere al prefetto se posso comprarmi una pistola, lei perché fa, che ne so, il gioielliere ha una quantità di denaro. O l'arsenale a casa, dai. L'arsenale a casa, è questo che mi fa... Pensiamoci su queste cose. Ovviamente avremo tutta la notte per riflettere, grazie a Raffaele Padrone, poi ci vedremo nei prossimi appuntamenti. E mi raccomando, giriamo gli orologi qua, perché, anche perché voi siete europei e non volete l'ora legale, Ecco, dobbiamo aggiornare un po' i sistemi, ovviamente i tempi sono sempre meno proficui per fare determinate operazioni. Grazie davvero a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Furto da 100.000 euro a casa di Roberto Ripa, dirigente dell'Udinese Calcio, e appunto
Si è trovato un po' la casa sottosopra. Nella giornata di ieri tra le 15 e le 21:45 ignoti si sono introdotti nella residenza del dirigente della società bianconera e dopo aver forzato una finestra hanno portato via monili e preziosi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Udine.